Oggi in questo nuovo video di finanza andiamo a spiegare cosa significa margin call e perché lo andiamo a fare. Per il semplice motivo che lo vedo citato continuamente in articoli, ad esempio del Sole 24 Ore o comunque di qualsiasi altro giornale di finanza ed economia, ma nessuno spiega mai che cosa sono e le persone normali mi rendo conto che per l'80% non sanno che cosa significa, quindi andiamo a chiarire bene. Tra parentesi segnalo anche che esiste un film che si chiama Margin Call che parla proprio di finanza. Partiamo dal presupposto che letteralmente significa chiamata al margine. Per capire di che cosa stiamo parlando, penso che sia utile iniziare questo video con un fatto concreto, portando un esempio concreto di quello di cui stiamo parlando. Parleremo quindi di derivati. Se non sai che cosa sono i derivati, trovi il video qui in alto a destra. Parleremo in particolare di futures. I derivati sono scambiati sui mercati regolamentati. In Italia il mercato regolamentato per questo segmento, per questo tipo di investimenti, si chiama IDEM, Italian Derivative Market. Ora, questo tipo di mercato prevede delle regole di accesso ben specifiche e precise. Una di queste è la necessità di accendere un conto corrente con una certa giacenza minima. E che cosa significa? Semplicemente che dentro il conto corrente ci deve essere un minimo importo dei soldi, un minimo di soldi da tenere all'interno, obbligatoriamente, che dipendono dal tipo di transazione che vuoi fare. E possiamo subito capire perché sono stati introdotti questo tipo di vincoli. Per il semplice motivo che sappiamo come funzionano i futures. Sono dei contratti nei quali io vado a comprare una tal cosa il tot giorno al tot prezzo, nella tot quantità. Quindi una cosa che avverrà in futuro con delle condizioni che stabilisco nel presente. Di base quindi io non pago nulla nell'immediato, dovrò pagare a scadenza oppure quando esco da questo tipo di contratto. E quindi perché abbiamo messo questo vincolo? Per il semplice motivo che chi mi garantisce che a scadenza tu avrai i soldi per pagarmi? E funziona così per entrambe le parti, perché dall'altra parte chi mi garantisce che la persona che mi deve vendere quel bene abbia abbastanza denaro da comprarlo e poi rivenderlo a me? C'è un evidente rischio nell'accordarsi nel presente riguardo qualche cosa che avverrà nel futuro. Ricordatevi sempre che negli investimenti il tempo è un fattore di rischio. Per ovviare questo problema, nei mercati regolamentati nei quali si scambiano i derivati, c'è l'obbligo di versare questa somma, che si chiama margine iniziale ed è semplicemente una percentuale di quanto vale il contratto future che stai andando ad acquistare. Ad esempio, se ho intenzione di acquistare un future che complessivamente costa 5.000 euro, sarò obbligato anche a versare un certo ammontare di denaro che è una percentuale del valore di questi 5.000 euro. Mettiamo una percentuale del 60%, quindi il 60% di 5.000 euro, insegnate benissimo che fa 3.000 euro. Attenzione però perché in questo momento ho acquistato il future, però nel tempo, fino a scadenza, ogni giorno i prezzi cambiano. E questo che cosa significa? Che nel mio conto che ho acceso, questi soldi che ho messo, si alzano e si abbassano, quindi vengono accreditati o addebitati i guadagni o le perdite, giorno per giorno. Mettiamo che il giorno dopo rispetto a quando l'ho acquistato, il prezzo è calato a 4.800 euro, quindi ho totalizzato una perdita di 200 euro. Se avevo messo 3.000 euro nel conto corrente, mi vedrò togliere 200 euro, arrivando quindi a 2.800 euro. Allo stesso modo, se il mio contratto l'indomani vale 200 euro in più, quindi arriviamo a un prezzo di questo contratto di 5.200 euro, i 3.000 che avevo messo diventeranno 3.200, perché mi vengono accreditati 200 euro. Semplicemente di giorno in giorno sul mio conto corrente i soldi variano in base a quanto varia il prezzo durante quell'arco di 24 ore. La cosa interessante di questo tipo di contratti è che nel momento in cui il prezzo è salito di 200 euro, io ho fatto un guadagno di 200 euro. Se volessi potrei tranquillamente uscire da quell'investimento, disinvesto, mi prendo i miei 200 euro di guadagno e fine, non aspetto la scadenza. Come dicevo nel video riguardo il prezzo del petrolio che trovate qui in alto a destra, recuperatevelo se ve lo siete perso, è sempre attuale quel video tra l'altro. I trader spesso non sono interessati alla merce, non arrivano fino a scadenza per quel motivo, non sono interessati a comprare quel tipo di merce, vogliono semplicemente guadagnarci dalla differenza del prezzo di quel titolo. Abbiamo quindi ora tutti gli strumenti per riuscire a capire che cos'è il concetto di margin call. Mettiamo caso che il nostro future che valeva 5.000 euro, l'indomani vale 4.000 euro, abbiamo fatto una perdita di ben 1.000 euro, sono tantissimi. Abbiamo perso 1.000 euro, ma sul nostro conto corrente ci sono ancora un sacco di soldi.
non siamo assolutamente in negativo, non siamo sotto lo zero, siamo ampiamente sopra lo zero. Tutto bene quindi? No, non esattamente, perché esiste una certa soglia sotto la quale non si può scendere, una soglia di denaro che si chiama margine di mantenimento. Se tu scendi sotto quella soglia, per mantenere attivo il contratto devi per forza reintegrare del denaro per risalire sopra quella soglia. Ipotizziamo in questo caso che il nostro margine di mantenimento sia 2100 euro. Noi abbiamo fatto una perdita di 1000 euro, quindi siamo arrivati a 2000 sul conto corrente. Questo significa che dobbiamo mettere dei soldi sul conto corrente per non far chiudere in automatico il contratto con una perdita di 1000, che sarebbe disastroso per noi. Siamo arrivati quindi al cuore di questo video, si chiama margin call, quella richiesta di versare altro denaro sul conto corrente per non far chiudere in automatico il contratto in perdita. A questo punto quindi siamo a 100 euro in meno rispetto alla soglia di mantenimento. Devo versare almeno 101 euro per tornare sopra la soglia. Bastano 101 euro? Assolutamente no, perché con margin call, quindi con la richiesta di mettere altro denaro sul conto corrente, non si intende di riportarla sopra la soglia, ma il valore originale, quindi dovremmo tornare ai nostri 3.000 euro iniziali. Cerchiamo di capire quindi perché di questa imposizione. Molto semplicemente, se sono arrivato sotto la soglia minima, significa che ho fatto grosse perdite. Nel momento in cui in un investimento faccio grosse perdite, è probabile, o comunque possibile, che nell'immediato futuro le perdite aumentino ulteriormente e quindi al posto di arrivare al limite ti fanno reintegrare di nuovo una quantità idonea di denaro nel caso in cui le cose si mettessero male. Quindi obbligare le persone a reintegrare il conto corrente fino a farlo tornare alla cifra originale è semplicemente una garanzia riguardo a possibili perdite future. In conclusione ci tengo a precisare che tutto ciò che vi ho raccontato vale per i mercati regolamentati, quindi l'idem in questo caso. Non vale però nei cosiddetti mercati OTC o OTC, over the counter, che sono mercati non regolamentati. Questi tipi di mercati funzionano in maniera abbastanza diversa e sono fortemente meno strutturati rispetto a quelli regolamentati. Probabilmente in futuro farò un video esclusivamente riguardo questo. Siamo giunti anche oggi al termine di questo video. Io sto soffrendo veramente tanto sotto questo faretto con due maglie, perché voi non lo sapete ma sotto ho una seconda maglia per tenere il microfono fermo e non farlo frusciare, cose così. Sto crepando di caldo, soprattutto con la finestra chiusa, perché nel momento in cui apro la finestra poi il green screen va a quel paese. Faccio veramente fatica, quindi vi chiedo uno sforzo in più, lo chiedo anche a voi, oltre che a me stesso. Condividete questo video con persone che pensate possano essere interessate a questo tipo di argomenti, per far crescere il mio canale. È quasi un anno ormai che faccio video qui su YouTube, non vi ho mai fatto mancare video. Ho fatto sempre almeno 3 video a settimana come mi ero proposto all'inizio, non ho mai sgarrato, neanche ho scritto dei video fuori dal pronto soccorso, ho scritto dei video in situazioni che voi nemmeno immaginate, quindi non vi ho mai fatto mancare nulla su questo canale. Vi prego, mettete like, commentate, fate le solite cose che servono per aiutare un creatore di contenuti, soprattutto in questo periodo, perché in estate dovete sapere che YouTube si svuota e quindi ci sono molte meno persone che guardano i tuoi video ed è abbastanza demoralizzante il fatto che prima avessi un certo numero di visualizzazioni e poi man mano calano in estate. Io sono perfettamente cosciente del fatto che sia fisiologico questo calo e riprenderanno ad aumentare nel tempo man mano che torna la stagione più fresca. Però datemi una mano anche voi, vi prego. Un economista è qualcuno che vede funzionare le cose nella pratica e si domanda se queste possano funzionare anche nella teoria.